Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Salotto di Mao. Allora, signori e signori, benvenuti qui al Salotto di Mao, al Po 18. Fate una mano, è bellissimo. Grazie. Attenzione, che accoglienza, mi state facendo emozionare. No, dicevo, siamo qui al Po 18 per registrare questo podcast che insomma invitiamo anche coloro i quali ci ascoltano da casa, da Spotify. Iscrivetevi perché ci sono un sacco di puntate e un sacco, diciamo, di personaggi, di storie da scoprire. Signori e signori, io vorrei un grande applauso per Sergio Cascavilla. Oh, Sergio. Signore e signori, stiamo parlando di un artista che ha all'attivo circa 300 mostre, anzi adesso forse qualcosa di più. In tutto sì, il mondo. Non l'ho mai contata, in realtà non l'ho mai contata. Sì. Diciamo circa 400, 500. Circa 400 in tutto il mondo, ma quando dico tutto il mondo è proprio tutto il mondo, cioè da Washington al Portogallo a... Sì. Europa, America. Anche Africa, Algeria. Forse una degli ultimi tuoi lavori, ce l'ho qui in mano questo quadernetto qui. Flashback, che è qua vicino, a pochi metri da qua, in fondo a Corso Vittorio Emanuele, in Corso Lanza, questo spazio bellissimo che adesso è diventato Museo d'Arte Contemporanea. Sono 11.000 metri quadri di edificio e 11.000 metri quadri di parco a 2 passi da qui, e dove in futuro anche io e Mauro, diciamo, anche se non si dovrebbe per scaramanzia, faremo un nuovo programma, un X Factor sull'arte. Ma sì, ma lanciamo, ci piace. Sei stato, diciamo, un tuo alias, un tuo AKA anche Serginio Inch, no? Sì, anche. Come dire, forse come della tua anima più fumettista, più... Sì, anche. O Porfirio Villarosa, con il quale sei anche entrato in politica. Sì. Era il tuo alter ego per diventare sindaco di Torino. lui era il mio sponsor. Figurati come era partito bene. Non mi hanno mai eletto, però vabbè, lui era assessore alla musica del comune di Torino, se vincevo. Lui l'avrei fatto volentieri, sarebbe stata una stagione fantastica. Invece ci riproverò, dai. Tanto le elezioni ogni anno ci sono. Io sono dipendente dalla musica, sono dipendente dai colori della musica. Quindi nell'orecchio 24 ore su 24 ho la musica ed sono la colonna sonora della mia vita e non potrei farne a meno. È come il cibo, la luce, il dormire. Il colore e la musica sono la base, e poi chi è musicista lo sa meglio di me. Non lo so. Di conseguenza. E adesso è il tuo periodo verde. Sì. Possiamo dire così? No, stamattina ero vestito di bianco, però. No, è una battuta che chi magari ci segue da casa, siccome è un podcast soltanto audio, perché è arrivato tutto, diciamo, con un completo verde. C'è il tuo zampino in parecchie cose del pastis, no? Sì, un po' come se fosse casa mia, in poche parole. È un po' come se fosse casa tua lì, assolutamente. Perché già all'epoca, quando, diciamo, fu fondato, tu ti occupasti, diciamo, della... Sì, quando era nato più di 20 anni fa, 25, sì, certo. Ho proprio progettato dal bancone tutto quello che c'è all'interno, con un'idea di design degli anni 70, quando ancora si frequentavano i bar, si stava insieme a giocare a carte con gli amici a qualsiasi età, non solo da pensionati, e quindi si suonava anche la chitarra, cioè. Certo, ce ne i cantautori sono nati nei bar, no? C'è proprio una tua installazione, cosa c'è? Astralog, forse di no? Sì, anche, sì. Allora, la cosa è nata, c'era un angolo che loro lo chiamano l'angolo dell'amore, e praticamente puoi esprimere il desiderio, passare una serata in quest'angolo qui, perché c'è un'illustrazione che è autobiografica, tra l'altro. C'è un'illustrazione di ho abitato a Lisbona per tanti anni, ero a Lisbona per amore per questa ragazza che si chiama Marta, e quindi poi mi sono fatto un ritratto di me in questo angolo. Infatti il retro è proprio l'immagine di una piazza di Lisbona, preso dall'enciclopedia Conoscere 63, c'era proprio tale quale, abitavo proprio sopra a Costa do Castello, quindi, e da lì in poi, cioè, si è sviluppato, sembra che quell'angolo lì sia positivo, e da lì in poi mi hanno sempre continuato di far crescere un po'
quest'angolo magico in tutto il locale. In questo caso, come dire, hai messo, sono delle installazioni molto più cariche, molto più colorate rispetto a quella che era normalmente. Sembra quasi una processione di quelle del sud. Adesso lo Sì, dico ma magari. infatti lo è. Infatti uno dei miei prossimi progetti, vi do un'anteprima, che in realtà farò una processione quadrilatero romano partendo proprio dal Pastis prossimo giugno del prossimo anno. È una processione con una santa che sto creando, dove ci sarà una banda dietro che suonerà e faremo una specie di Via Crucis, e ogni stazione della Via Crucis sarà dedicato a un artista. Inizierò con quelli che sono gli artisti torinesi, iniziando da Carlo Mollino, che secondo me è il jolly della nostra città, a Fre Buscaglione, per me che sono del Tora Gigi Meroni, e via dicendo. Una santa verrà portata a spalle con una band al seguito che suonerà per le vie del quadrilatero romano, e delle fermate dove si andranno a santificare i miei eroi e i nostri eroi per la musica. Questa e è una l'arte. cosa Quindi Quindi scusami, tu mi stai dicendo che avevi cominciato con la politica? No. È andata un po' così come il Friuli, poi ti sei buttato direttamente, diciamo, nell'ambito religioso, perché lì c'è più spazio adesso. Ma certo, C'è assolutamente, c'è un vuoto, quindi c'è una un grande voragine. vuoto. Può, diciamo, esserci un mutuo soccorso tra arte contemporanea e musica indie, secondo te? No. Sediamoci, dai, che stiamo più comodi. Secondo me no. Secondo te no? No. Ma come no? Io avevamo detto di sì, che Sì, dovevamo no, fare. è detto tra noi sì, però nella realtà poi no, è impossibile. È impossibile, dici? Ormai l'arte contemporanea, pensiamo un attimo, i milioni di euro che fa il nostro paese per il turismo, per vedere le bellezze dei grandi che hanno creato, non me, o quelli come me, ma i grandi artisti del passato. E quindi fa un grande fatturato. Quanti musei ci sono in Italia che fanno dei grandi fatturati, dove, che ne so, Castello di Rivoli, che è stato il primo museo d'arte contemporanea in Italia, per esempio. Però quanti musei ci sono nel mondo che fanno fatturati enormi alle aste? C'è un mondo dell'arte potentissimo, ma poi noi artisti facciamo girare tutto questo mondo, ma non abbiamo nessun tipo di potere. Anzi, ma come? Scusa, siamo non un po'... siete anche voi diventati adesso artistar? Non avete preso da visto uno che su come diceva Gianni, in Italia uno ce su n'è 1000 ce la uno. fa. In Italia ce n'è uno, Maurizio Finisce con Cattelan. Ann. Finisce con Ann. Conoscete Maurizio Cattelan? Beh, come fanno? Beh, c'è anche Vezzoli, no? Però Sì, diciamo, ce ne sono 2 o 3, dai. 3 ce ne sono. Però Maurizio Cattelan abbiamo fatto delle mostre insieme negli anni 90. No, abbiamo fatto una mostra a Valdagno, in provincia di Vicenza, in una galleria, era la mostra finale estiva della stagione, quindi una collettiva di artisti, c'ero io, c'era Maurizio Cattelan, di Torino c'era Pierluigi Pusole, non so per chi lo conosce, che è anche un musicista. Facciamo questa mostra, c'è la pausa pranzo, c'erano delle performance, allora andiamo tutti al ristorante, io e Pusole, io e Pierluigi stavamo scendendo giù per andare al ristorante, improvvisamente ci sentiamo chiamare, era Maurizio Cattelan, e mi ricordo che io e Pierluigi abbiamo detto oh no, che palle, no? Cioè, in quel momento lì chiaramente non era nessuno, era uno come noi, no? E poi ci aggancia un altro nostro amico, quindi lui inizia a parlare con noi perché ci siamo fermati un po', inizia a parlare, voi cosa state facendo? Io non riesco a fare, si lamentava che non riusciva a fare niente. Ho detto vabbè ragazzi, io scendo sotto al ristorante, ci vediamo dopo. Poi quindi ci mettiamo seduti a pranzo, poi lui arriva leggermente dopo, si siede di fronte a me. Io gli dico, ma Maurizio, ma che cacchio ha portato in mostra? Aveva portato praticamente uno stendino, degli abiti, e lui mi ha detto, lui abitava all'epoca a Padova, quindi a Valdagno era vicino, Sì. e mi fa, ma non so, stamattina mi sono svegliato, devo venire a Valdagno in mostra, ho detto, ma che faccio? Ma prendo lo stendino, lo smonto con gli abiti e lo porto lì, e l'ha portato lì. E quindi c'era in mostra, e poi il resto è storia, conoscete, c'è il suo cesso d'oro che è passato, non so, all'asta. Proprio punk, diciamo, per non dire altro. E quali sono, diciamo, le tue prossime mosse che avremo modo di vedere? Allora, una è proprio qui vicino, Flashback, ripetiamo, Flashback, questo luogo, la fiera che ci sarà la prima settimana di novembre, ci sarà tra le varie mostre, c'è la mia mostra, che il titolo è Un paradiso illuminato da bagliori dell'inferno.
In realtà è un'installazione dove c'è una bara e qua non vi... però è in stile... Sì, ritornando al brano spirituale che aveva Sì. 2 brani fa. In realtà è una bara a tutta colori, fumi, c'è un altare, eccetera, eccetera, non vi racconto altro. Un'installazione luminosa, piena di luci, colori, fumi, eccetera, eccetera. E bisogna vederla tipo cartone animato Coco. C'è la morte vista con quell'immaginario messicano, quindi un'installazione più o meno che possa ricordare Coco. appunto sul Infatti, significato della se siete vita, curiosi la morte. venite poi Quindi questo da sarà flashback. flashback durante Artissima, avete detto la fiera. sì, durante durante le Artissima, fiere, la fiera, Artissima, Paratissima. Sergio Cascavilla qui al salotto, io chiaramente li ringrazio tantissimo di aver partecipato, un grosso in bocca al lupo a Anthony per il concerto del 25, chiaramente anche al nostro Serginio, ringrazio tutto il pubblico di essere intervenuto qui questa sera, al Po18 che ci ha gentilmente ospitato per registrare questo podcast e vi diamo appuntamento alla prossima settimana, anche se diciamo poco prima di Ferragosto, noi siamo qui, saremo con Gigi Giancursi e Giulia B. Ho fatto anche la rima e direi che va bene così. Allora, grazie ancora e buona serata. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Il salotto di Mao.